così, dopo aver conquistato con un acquisto la sua compagna di viaggio da un mercante del deserto in Libia, con 2 anni di onesto lavoro, il nostro fabbro di Cibiana si rimette in marcia verso l'Oriente, verso nuove possibilità di commercio con le sue palle di cannone. È l'incontro di 2 mondi. Da una parte il duro lavoro di un fabbro del vecchio continente che porta alla produzione di un bene e quindi all'acquisto di una proprietà. Dall'altra parte l'abilità nel commercio del mercante orientale che basa la propria economia sullo scambio. Le grandi monarchie a quel tempo, come Sacro Romano Impero, Francia, Spagna e Portogallo, stanno vivendo un momento di decadenza derivante dall'impegno in guerre di conquista. Siamo nel XVI secolo e l'Italia è una moltitudine di regni e repubbliche. Tra le 4 repubbliche marinare, Venezia è certamente la più splendente, grazie alla capacità indubbia nei commerci e alla possibilità esclusiva di poter commerciare con l'Oriente. Più di tutti, infatti, Venezia commercia con il ricco impero ottomano ed è quindi l'unica in grado di importare spezie e pregiate stoffe dall'Oriente, garantendo quindi la reperibilità di articoli altrimenti introvabili. Dal canto suo l'Oriente vede la potenza espansionistica dell'impero ottomano prendere forma. Il figlio di quello stesso Solimano il Magnifico che aveva conquistato Costantinopoli, Selim II, vuole calcare le orme del padre, invadendo l'Europa per convertirne i popoli dal cristianesimo all'Islam. Cipro, allora isola veneziana con il ricco porto di Famagosta, è la prima sulla direttrice espansionistica ottomana. 100 anni prima della nostra vicenda, la reggente al trono era la veneziana Caterina Cornaro, poi costretta ad abdicare. Dopo di lei si sono succeduti dei governatori, ma arriviamo a Marcantonio Bragadin. Marcantonio Bragadin, abile generale, architetto fortificatore, nonché uomo politico, nel 1569 si instaura a Famagosta e nel giro di un anno fa costruire delle possenti mura attorno all'importante porto commerciale. Famagosta sarà quindi teatro di un anno di logorante assedio da parte dell'esercito ottomano, assedio che vedrà 7.000 soldati veneti in terra e 200.000 turchi in mare. Il nostro fabbro di Cibiana e OEA, avvertendo l'incombere della guerra, partono da Famagosta, dove si trovavano per fini commerciali, per tornare in quel di Venezia e dare l'allarme.
l'impavido coraggio di Marcantonio Bragadin avrebbe retto per molto, molto tempo, ma da solo non era sufficiente. Lasciai l'isola con la mia compagna. Viaggiammo di notte, protetti dall'oscurità, verso Venezia, nella speranza che il nostro messaggio arrivasse in tempo.